Un saluto, ben ritrovati. Dunque, dopo il congresso di Vienna abbiamo detto la penisola italica venne divisa in 9 stati. Abbiamo visto bene o male quali erano, abbiamo visto i governanti di ciascuno di essi. Oggi proviamo a vedere qual è brevemente la situazione socio-politica che venne definendosi nella penisola italica. Dunque, siamo nel periodo della restaurazione, no? Segue il congresso di Vienna. In Europa quasi mai, nonostante il termine restaurazione, si tornò ad uno stato totalmente identico a quello che precedette la rivoluzione francese. Qualche cambiamento venne sempre conservato. E la stessa cosa fecero gli stati italiani. Gli stati italiani in genere mantennero le riforme amministrative e giuridiche del periodo napoleonico. Su diverse cose tornarono indietro, ma alcune cose vennero conservate. Perché vennero conservate alcuni elementi di eredità napoleonica e in ultima analisi legati alla rivoluzione francese? Perché spesso e volentieri quegli elementi erano funzionali al governo, agli stati, cioè erano elementi che paradossalmente rafforzavano il potere del governo centrale a scapito di quello dell'aristocrazia e più in generale, se vogliamo, della popolazione. Facciamo degli esempi. I 9 stati italiani conservarono, lo vedete qui, il centralismo amministrativo, quello tipico di Napoleone. Ricordate il codice civile che aveva una forte impronta centralistica, ricordate il ruolo dei prefetti, che erano queste masse di granito, come le chiamava Napoleone, che dovevano fungere da longa manus del governo nei vari territori assoggettati ai francesi, e quindi un'amministrazione che cercava di controllare e disciplinare tutto dal centro, delegando il minimo possibile alle regioni periferiche. Ecco, un impianto centralistico, amministrativo e burocratico di quel tipo non poteva che favorire l'azione di controllo e di azione dei governi centrali. Per cui quell'elemento venne conservato. Ma ancora, per esempio, come ben sappiamo, purtroppo i francesi furono dei maestri nel prelievo fiscale, e quello che non riuscivano a prelevare fiscalmente lo razziavano e lo mandavano al Louvre, come avevamo visto. Ecco, quel sistema estremamente rapace, estremamente efficace di esazione fiscale, ovviamente venne conservato, perché tornava comodo a tutti i governi avere uno strumento più funzionale per poter fare cassa. Ma ancora l'uguaglianza formale, no? È uno dei capisaldi del pensiero liberale. Ora, forse era difficile negare l'uguaglianza formale perché dopo la rivoluzione francese, dopo le guerre napoleoniche, quel principio piano piano aveva attecchito, per cui da quel punto di vista nessuno osò fare grandi passi indietro. Il regime feudale non venne più ristabilito. Però l'uguaglianza formale a fortiori venne conservata perché ancora una volta funzionale alle élite di governo. Perché l'uguaglianza formale chi andava a colpire soprattutto? L'aristocrazia. Gli aristocratici dovettero rinunciare a tutta quella serie di privilegi di cui godevano da secoli ed essere equiparati di fronte alla legge a tutti gli altri cittadini. Per cui l'uguaglianza formale andava a colpire e a indebolire quale classe? L'aristocrazia. Ma tradizionalmente qual era la classe abbastanza potente per fare da contrappeso rispetto al re, al principe o al governante di turno? Era proprio l'aristocrazia. Ricordate gli stati generali a Parigi, no? C'è questo contrasto tra re e aristocrazia, e l'aristocrazia che concede di essere tassata, ma solo passando però attraverso gli stati generali. Per cui è venuto meno o comunque minato alla radice il potere dell'aristocrazia attraverso il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge,
i governanti assumono tutto d'un tratto maggior peso politico, appunto perché viene meno la classe antagonista che tradizionalmente faceva da contrappeso rispetto al loro potere centrale. Per cui, conservando questi elementi ereditati dal periodo napoleonico, i governanti riuscirono, almeno nei primi decenni dopo il congresso di Vienna, la situazione vedremo che sarà molto fluida, riuscirono non solo a tornare sul trono con la restaurazione, ma anche a consolidare il proprio potere, venendo meno, accentrando il controllo, accentrando il prelievo e smantellando il potere dell'aristocrazia. Ci furono complessivamente anche dei forti elementi sociali di malcontento. Sto seguendo la slide, vedete. L'epoca napoleonica cosa aveva insegnato, tra le varie cose? Che gli eserciti di massa erano la nuova arma militare e politica per imporsi sugli altri stati. La coscrizione di massa venne fondamentalmente inventata dalla Rivoluzione francese e poi implementata da Napoleone. Tutti gli stati sapevano che per non incorrere nello stesso pericolo che avevano corso durante il periodo napoleonico, dovevano incrementare le fila dei propri militari, dovevano aumentare il numero dei coscritti. Per cui tutti gli stati introducono la coscrizione obbligatoria e aumentano, a volte in maniera anche molto sensibile, il numero degli effettivi. Non solo, gli stati sapevano che ingrandendosi l'esercito cominciava ad assumere un forte peso politico, perché gli uomini che combattono poi sono anche uomini che rischiano la vita e che tornati a casa rivendicano dei diritti. E se gli uomini che combattono sono tanti, sono affiatati e cominciano a maturare uno spirito di corpo, è chiaro che la fedeltà dell'esercito comincia a diventare un fattore imprescindibile per il controllo di uno Stato. Facciamo qualche esempio. Nel Lombardo-Veneto inizialmente la coscrizione durava 4 anni, ma già a partire dal 1820 i 4 anni passarono a 8 anni di servizio militare obbligatorio. Questo non poteva che suscitare grande risentimento presso la popolazione, specialmente presso la popolazione contadina, perché la stragrande maggioranza delle persone lavorava nei campi e le famiglie avevano bisogno di braccia giovani e forti per poter lavorare i campi, e quelle erano tutte braccia, utilizzando un proverbio in un altro contesto, erano tutte braccia strappate all'agricoltura, cioè che avrebbero dovuto essere utilizzate nell'agricoltura, ma per 8 anni non se ne poteva far nulla, appunto perché impegnate nel servizio militare, che spesso, tra l'altro, veniva fatto svolgere all'estero, fuori dal Lombardo-Veneto. Per cui motivi di risentimento da parte dei coscritti, motivi di risentimento da parte delle famiglie da cui provenivano questi coscritti. Ma ancora, per esempio, non erano solo gli austriaci quelli cattivi che obbligavano i propri cittadini a 8 anni di leva, perché in Piemonte la leva era parimenti di 8 anni, la stessa identica cosa. Pensate che in Piemonte il numero degli effettivi venne aumentato da 12.000 dopo il congresso di Vienna fino a 30.000. Questo per far capire come non solo aumentava nel tempo l'obbligo della coscrizione, ma aumentava anche nei numeri. Nel mezzogiorno, facevano un po' meno. Invece di 8 anni, nel Regno di Napoli, poi diventato Regno delle Due Sicilie, ne facevano 6. Però capite che non cambiava tanto, il risentimento era quello. Con una significativa eccezione. I coscritti provenivano solo dalla parte continentale del Regno delle Due Sicilie, cioè in pratica non dalla Sicilia. Perché i napoletani, cioè il governo napoletano, non arruolava i siciliani? Perché non si fidavano, perché, come vi dicevo, i siciliani hanno sempre mal digerito questa sottomissione a Napoli e non era il caso di addestrare militarmente quegli stessi siciliani che,
forti dell'addestramento militare, avrebbero potuto alzare la testa, ribellarsi e rovesciare il governo napoletano e magari ottenere anche l'indipendenza della Sicilia. Ecco, in ogni caso la coscrizione obbligatoria, che fu un'esigenza, i governi non potevano farne a meno, perché Napoleone aveva insegnato che cosa? Che con una grande armata, la grande armée, quella di Napoleone, si potevano spazzare via stati e imperi secolari, vedi il Sacro Romano Impero, per cui nessuno Stato poteva permettersi il lusso di rimanere senza un esercito numericamente cospicuo e ben addestrato. Chiaro che a fare la spesa di tutto questo furono, ripeto, le famiglie contadine, che erano la stragrande maggioranza delle famiglie europee ed italiane. Ancora, un elemento di debolezza, siamo a questo secondo punto, era il fatto che, come ha detto qualche storico, paradossalmente, questi governi partoriti dal Congresso di Vienna non erano troppo repressivi, ma forse in alcune circostanze lo erano troppo poco, cioè erano governi che erano sì capaci di tutelare la proprietà privata, per esempio. Su quello sì, non ci furono grandi problemi, ma furono governi tendenzialmente abbastanza scarsi, abbastanza incapaci di tutelare l'incolumità personale e di tutelare la sicurezza fisica. Ce n'era un gran bisogno, perché finita l'epopea napoleonica, voi potete immaginare gli strascichi che si tramandarono nelle regioni italiane a seguito delle stragi prodotte dal periodo rivoluzionario napoleonico. Nel periodo napoleonico il sangue scorse a fiumi o nella propria regione, o perché soldati mandati in Russia o perché arruolati a forza nell'esercito napoleonico, ma la violenza era all'ordine del giorno. Per cui con il Congresso di Vienna ancora per anni e anni ci furono delle faide, dei regolamenti di conti molto violenti a volte, a seconda di chi si era schierato con chi. Antinapoleonici che si accanirono con i filo-francesi di una volta e viceversa, filo-francesi che dovevano regolare i conti con magari persone che avevano partecipato alle insorgenze antinapoleoniche. Ecco, queste tensioni fra paese e paese, fra regione e regione, ma a volte anche tra famiglie e famiglie, non riuscivano ad essere smorzate ed estirpate una volta per tutte dai governi centrali. È chiaro che l'incapacità di garantire l'incolumità fisica personale era un fattore di fortissima delegittimazione per i governi e di conseguenza fu un fattore che andò ad alimentare ulteriormente il malcontento serpeggiante fra gli stati italiani. Ancora, la frustrazione delle classi colte. Con le classi colte intendiamo classi borghesi, appunto istruite, che avevano studiato. Durante il periodo napoleonico le classi colte poterono approfittare di maggiori opportunità, perché Napoleone smantellò la vecchia aristocrazia, molti posti di prestigio e di potere vennero lasciati vuoti, appunto perché l'aristocrazia venne scalzata e messa da parte. Quei posti socialmente prestigiosi vennero occupati generalmente dalle classi colte borghesi. Con la Restaurazione, quindi con il principio di legittimità che tendeva a far tornare sul trono i legittimi signori, ma poi anche nelle diverse cariche dello Stato le famiglie aristocratiche tradizionalmente più importanti, quei ruoli sociali di maggior levatura vennero rioccupati dall'aristocrazia. Vero che erano ruoli ridimensionati nel loro potere, erano comunque ruoli che concedevano poco potere a chi li incarnava, a chi ne fruiva. Però erano comunque ruoli che vennero ripresi dagli aristocratici
dopo il congresso di Vienna, a scapito della classe borghese, della classe colta, la quale per circa 10 anni aveva assaporato il gusto della, come dire, del potere, del prestigio sociale, dell'affermazione professionale, e che tutto d'un tratto dopo il congresso di Vienna si ritornò ancora una volta emarginata e messa in un angolo. Faccio un esempio per scendere più nel concreto. Prendiamo il Lombardo-Veneto. Ecco, nel Lombardo-Veneto c'è un'università di straordinaria importanza che per secoli ha, come dire, conferito lustro alla Repubblica di Venezia, che è l'Università di Padova. Benissimo. Dopo il congresso di Vienna, nel trentennio successivo, il numero di laureati in giurisprudenza dell'Università di Padova triplicò, quindi un incremento notevole. Ma il sistema statale del Lombardo-Veneto non era in grado di assorbire questi laureati. Perché? Perché posti nella pubblica amministrazione, posti nello Stato o posti nei tribunali e in generale in tutto ciò che è legato al sistema giuridico ce n'erano molto pochi. Per cui moltissimi esponenti della borghesia, in questo caso laureati in giurisprudenza, rimanevano disoccupati. Perché? Perché il sistema impediva loro uno sbocco professionale. Sistema calato dall'alto dagli austriaci, quindi a maggior ragione ritenuto insopportabile. Ma c'è di più. Nel Lombardo-Veneto venne introdotto il diritto austriaco in buona parte. Bisognava comunque sicuramente, un laureato in giurisprudenza doveva conoscere il sistema giuridico austriaco. Chi è che poteva conoscerlo? Chi era bilingue. E quindi gli avvocati sud-tirolesi erano sempre avvantaggiati. E quindi tutte le cause più importanti, che erano anche quelle più lucrose, attorno alle quali giravano più soldi, più denaro, tutte quelle cause venivano monopolizzate dagli avvocati sudtirolesi, che non avevano nessuna colpa loro, ma nel sistema in cui erano inseriti avevano un grandissimo vantaggio, quello di essere bilingue, di capire e di parlare il tedesco. Ecco, e in ogni caso, anche qualora un avvocato padovano, d'accordo, veneto, fosse riuscito a ottenere un posto nella pubblica amministrazione, comunque molto raro, era mal retribuito. Il periodo di tirocinio era molto lungo, il tirocinio era gratuito tra l'altro, e dopo, quando finalmente riuscivo a ottenere il posto, era comunque mal retribuito. Ecco, tutte queste classi, ho fatto l'esempio degli avvocati, ma un pochino tutte le classi borghesi soffrivano questo tipo di problema. Ecco, questa sofferenza delle classi borghesi, delle classi colte, è una sofferenza che giocherà un ruolo importante nel risorgimento italiano, cioè nel processo di creazione dello Stato italiano, perché le classi più pericolose, le classi potenzialmente rivoluzionarie, non erano le più povere. Le grandi masse contadine rimarranno completamente indifferenti, o quasi, al processo di unificazione nazionale. Le classi invece che si rimboccarono le maniche per rovesciare lo status quo, e quindi le classi rivoluzionarie, saranno proprio le classi borghesi. E questo motivo economico professionale gioca un ruolo molto importante. Per molti anni cercavano un posto nella pubblica amministrazione, nella pubblica burocrazia, nello Stato, ma lo cercavano invano. E questo sarà elemento di turbolenza sociale di non poco conto. Ma non erano solo le classi colte quelle ad essere frustate, c'era anche la frustrazione, paradossalmente, della vecchia aristocrazia. Perché? Perché è vero che, come vi ho appena detto, la vecchia aristocrazia riuscì a occupare nuovamente alcuni posti di maggior prestigio a scapito delle classi borghesi, ma è anche vero, come vi anticipavo, che quei posti, da un punto di vista del potere effettivo, contavano molto poco. Cioè l'aristocrazia alla fine venne defraudata del proprio potere.
perché è vero che riuscì ad occupare alcuni posti nei consigli provinciali, nei consigli comunali, ma l'equiparazione giuridica dell'aristocrazia con tutti gli altri cittadini ne minò la base e il potere, perché per moltissime professioni l'accesso divenne aperto a tutti, mentre in precedenza per alcune professioni, quelle più importanti, l'accesso era concesso solo agli aristocratici. Per cui gli aristocratici alla fine dei conti non erano per nulla soddisfatti, perché si trovarono fondamentalmente equiparati ai borghesi e quindi come dire, amputati del loro vecchio potere. E anche questo è un fattore sociale importantissimo, perché piano piano, ma nemmeno troppo piano piano, nel giro di pochi decenni, la vecchia aristocrazia finì con il fondersi con la borghesia. Cioè i due ceti sociali finirono con l'essere non più distinguibili. Aristocratici e borghesi frequentavano spesso le stesse università, vestivano nello stesso modo, leggevano gli stessi giornali, frequentavano gli stessi circoli colti, frequentavano le stesse accademie d'agricoltura che spuntavano come funghi in questo periodo, frequentavano gli stessi teatri e così via. Cioè furono due ceti sociali che finirono con il fare sintesi in un nuovo ceto sociale. E questa forse è la grande chiave per comprendere il Risorgimento, perché sarà questa nuova elite, questa nuova classe sociale che poi innescherà il processo di unificazione nazionale, la creazione di un nuovo Stato, lo Stato italiano, cioè una classe sociale molto unita nell'azione, seppur estremamente minoritaria, ma molto unita nell'azione e molto meno legata e fedele ai governi che fondamentalmente scontentavano tutti in questo modo. C'è un altro motivo di grave insoddisfazione, e cioè erano le spinte autonomistiche o separatistiche, cioè c'erano regioni italiane che volevano separarsi dallo Stato in cui vennero ingabbiate in virtù dell'ordine viennese. Di quale regioni parliamo? Per esempio la Liguria. La Liguria per secoli fu uno Stato che ebbe una sua grande storia. Nel Medioevo fu una grandissima repubblica marinara che contese a Venezia, ma poi perse, il primato sul Mediterraneo. Ecco, la Liguria venne annessa al Piemonte. I Liguri questo non poterono sopportarlo, per cui la Liguria ambiva a dotarsi di un governo proprio, quantomeno di separarsi dall'odiato o pressoché tale governo piemontese. Ma ancora, per esempio, l'Emilia, tutta la zona emiliana ambiva a separarsi dallo Stato pontificio. Livorno, proprio la città di Livorno, non voleva saperne di rimanere all'interno del Granducato di Toscana. La Sicilia, e questo lo sappiamo ormai da secoli, non voleva saperne di rimanere sottomessa a Napoli. Tanto è vero che per venire incontro alle rivendicazioni autonomistiche dei siciliani, Ferdinando IV, che poi diventerà Ferdinando I, nel 1816 ribattezza il Regno di Napoli nel Regno delle Due Sicilie, ma fu un cambiamento di nome, di nomenclatura, che non colpì nel bersaglio, perché le spinte autonomistiche dei siciliani non vennero per nulla smorzate. Ecco, allora complessivamente, e finiamo, cosa possiamo dire? Che questi governi partoriti dall'ordine viennese non erano poi così cattivi come la propaganda liberale li ha consegnati alla storia, perché c'erano degli elementi positivi, li abbiamo citati. Nel Lombardo-Veneto, giusto per citare un elemento, c'era probabilmente gli austriaci avevano introdotto probabilmente il miglior sistema scolastico d'Europa, estremamente efficiente, c'erano addirittura dei corsi serali, le nostre scuole serali per gli adulti, e una serie di altre cose. Non erano
così cattivi, non erano così cattivi, però incapparono in un grosso errore politico, e cioè non furono capaci di accattivarsi il sostegno delle classi che contavano davvero, classi estremamente minoritarie nei numeri, e cioè la ex aristocrazia che si fusa insieme alla borghesia, estremamente minoritarie nel panorama italiano, ma le classi più attive, più intraprendenti, proprio quelle classi che piano piano si attiveranno per rovesciare lo status quo, rivoluzionare, rovesciare i sovrani e ambire ad un grande progetto politico, la creazione di un nuovo Stato, lo Stato italiano. Alla prossima!